Fantastici? Sì. Ma ci stai? No, io mi sto immaginando. Stai pensando? Sono due. Sembra come dire. Non si creano queste empatie. Secondo me sì. Quello che tu pensi che possa essere brillante si può rivelare una miscela deludente. O contrario. Bastian Contrario chi è? L'ovvio è Bastian Contrario. Oggi se tu Bastian Contrario, dai, per favore. Ma sì. Ma sempre a vedere le palle, quando le cose sono ovvie, quando non vanno spiegate. Io mi conosco in Giugno, diceva Giugno. Non è vero, no, è un po' pesante. Poi diciamo, tutto cominciò con la ragazza di Fontana. Quelle le cose ovvie. A Maria Antidone. La Fontanella in mezzo alla strada. Ma tu dimmi se dove stava la Fontana in mezzo alla strada. No, tutto comincia lì. L'ovvio. L'ovvio. Per passare poi... Fontanella presuppone che uno si deve fermare con la macchina in curva. Per di più, stava in curva. Però il tuo ovvio non è credibile, giusto? È pericoloso comunque. Grazie. Ma io no, non c'era, era una semicurva. No. Il suo ovvio è poco credibile, perché se nel suo ovvio c'era lo stupore verso la pecora nera, Oh! Non... Tale Santa Lucia. Santa Lucia parlava. ma no, ma stavamo... No! Lo sono io! Mi chiama più di Paolo. Giulio stava dietro di me. Andavamo verso Acquaviva, collina laterale, di un punto silenzio radio, passa. C'era pure Alberto, quando ci giravano tutti, ognuno che ci fa? Io pensavo che era come fosse in bianco, e io pensavo che non potevi dire. Un momento di collasso, guarda. Ma quando gli stai per venire, dai! È pieno. Non è vero! Ti posso garantire ogni greggio ce n'ha 78. Adesso cambia il tempo, perché prima no. Non avete mai capito? Vedi? No! Dai. Davvero? Non mi è capito mai. Ma se te la fanno, se faccio Io quello qua, poveri coppe. Ci devo un attimo ripensare, ma non penso. Forse... Io non l'ho visto mai. Cioè l'ho visto, no, quando fino a quel giorno non l'avevo mai visto. Eppure sono state create quel giorno lì che lui passava. Vengo io lì, ti riposo il braccio un attimo. Ti sta massacrando là? Io sta zitto. Prendi uno tutto convinto? No. Da quel giorno sono riprodotte come le pecore. Che esperienza, ragazzi. Non posso fare anche la lana. Allora, La nera? ma che trova? Brutta la nera, dai. Ma come? Ma i neri come li fai? Che dici? E che vuoi dici? No. Sono già neri. Sai che fai il tuo ragazzo con me? Poi c'è il computer, arriva lui da dietro. Oh, ma ci sta sotto cazzo, a me quelli che porca ma ogni 5 minuti più o meno. Oh, volevo dire, si caccia la pecorina, volevo dire una Dai, non interrompere! No, dai, tu si interrompe, questo non comprati il filo. Non è perso. Tu è distrofico, come cazzo sei? Dislessi. Allora, Spiego, disbiego, no. Porco male. Volevo dire una cosa, a casetto la pecorina mi sono sbagliato, mi sono scombussato tutto. Ma finisce il zero, dai. Sì, grazie. Poi c'è qui oggi, Porca la Il Paolo è buonissimo, Sì? Provate, puoi venire? l'ho visto fare. Chi l'ha fatto? È un segreto, non si dice. Valerio. Pure tu va? No.
Io? No, volevo dire no. Non è la magna. Come si chiamava Paolo? Paolo si chiamava Pollaccio, lì c'è il maestro. Pollaccio, Quello là. Pollaccio. No, perché... Siamo noi, ci ha capito. No, questo non vedo. No, ma... No, stiamo strano, queste cose, capito? No, perché c'ho la barca qua. Questo è per pochi. Per noi, questo è per noi. Perché allora Oh, Fabrizio, che so, mi torna in mente Com'è il pipistrello. Fabrizio Piricci, noi stavamo lì, Stefano, Buona, cosa? guarda, buona. Che ne so. Ti ho detto buona. Fiutta! Non era uno che dice Fiutta! La battuta dell'anno, dopo che Buono. ha raccontato tutte le storie, chi sappiamo noi. Ma è tutte vere quelle che hai detto! Battuta dell'anno! Oh Maria. No, tutte vere quelle che hai detto? Ma chi batte? Ma tu non hai mai assistito al racconto dal vivo di Mariano quando due ragazzi, tre ragazzi cercano di sorpassarlo all'incrocio, ripartono insieme, gli tagliano la strada. Cominciamo sulla superstrada. Sì, il suo Come già lungo di suo, ma non hanno un caso per carità. Vabbè, perché per farti spiegare perché è andata così. Vabbè, aneddoto del giorno di Paolo ce l'abbiamo? Oggi? È successo qualcosa di aneddoto? Oggi... Paolo, lo prepari prima, il resto figurarci tu ci adesso. No, infatti oggi non c'ho niente. È filato liscio, tutto come... No, dica, la notte è andata male. La notte. Non Cioè, c'è. oggi giornata di merda perché Paolo la notte non ha riposato. Che è In successo? certi sensi, me. Perché? Perché? Mangiare il pesce la tomata. Ah, vabbè, esagerato. Forse ci ho messo troppo pecorino. Ieri sera sono andato al Conad, dove appunto ho introdotto la manistella, dove hanno fatto queste due case, dentro lì, e mi dico, vabbè, ma sta il pesce come una bottiglia di pecorino Kerry. Non spumatizzare. No, non lo secco. Vado a casa a 8:35, un orario onesto. Avevi mangiato tutti quanti. Ma tu mi insegni che le alici panate e fatte al forno, no? Sono un bijou, prego. No, però Tipo una. si tira. Tira l'altra. Poi se stai a cena tutti quanti insieme, ti fai il tuo piattino, ti mangi Invece quello. mangi l'intero piatto. Se invece ce ne rimane, quello che ce ne rimane è tuo, oppure potrebbe essere tuo, tu il piatto non lo È sporchi. come le cose ovvie. No, non lo sporchi il piatto. Non ci abbiamo una, Tu guardi le due. due, ok? Vabbè, però sempre Pecorino. Quella è saporita. Pecorino. Saporita! A un certo punto mi sono fermato perché proprio per me sono goccio. Oh, mezza bottiglia di era 14 Casa Piunti. Notte. Come direbbe la nostra cara Sabri, nannaren, sono dalla sparecchiata. Poi sono rimasto un attimo lì perché mi Non dovevi andare a dormire. Dovevi fare non caffè. subito dato il caffè, però la vedi tipo saltano più. Vabbè, comunque dopo un po' sembrava che stavo un pochino meglio. Ho cercato di scorreggiare, ho fatto quello che ho potuto, scusa, non è. Pareva il discorso di Sì, ma quella è una liberazione, certo, tu Poi segni dopo- l'evacuazione, no, l'evacuazione. L'evacuazione è quando si... evacua. Poi sono Ah, arrivato, Ma lì ha dovuto creare spazio. scusate, faccio C'è una bolla d'aria che impediva l'evacuazione, ho capito. adesso lo dirò, scusate, ma faccio l'ovvio prima. No. Quanto sei ovvio, Se no Alla fine me la prende, mi metto, beve. E quindi sono andato a letto e mi sono addormentato di E lei? c'era lo stato, no, mi sono addormentato. Ma circa dopo un'oretta mi sono svegliato perché c'erano le mani. Il lenzuolo mi si era rotolato anche forse c'erano rotto. A un certo punto, che non solo va dalla parte la coperta va dall'altra, è un trotolo più locale. No, io ho il più copre più mio, quindi non c'ho più. no, io vabbè mi
sono separa. mi ho accennato questo cazzo di lenzuolo, mi ha preso, Che sta sbagliando? e mi sono svegliato. E poi si No, allora mi sono allargato il lenzuolo, mi sono detto, la secca, Tasmania, hai avuto la secca? il vino, ma La secca la la stufa, stufa, la stufa. scendo, avevi la secchezza delle palle. proprio che l'acqua E poi Non è che... faccio la mia oretta e mezza di sonno, Facciamo vedere la cosa. Che basciare. oretta e mezza di sonno, quel mezzo litro d'acqua che fa? Nel frattempo Basta, urina, diventa urina. che cazzo devo dire? Ma scherzo, Perché no. stavo a pisciare? Allunghi le gambe, Stamattina poi sta cazzo di giornata così, a me, non so, mi siede pure sugli occhi, un po' la stanchezza, un po' la sinusite. Muscolare, sì. Ci sto malissimo, stamattina problemi anche di aerofagia, cose così. Un po' di tu, c'è stato un purpurino di problemi. Quando sai di cose è difficile insomma liberarti, c'è quelle proprio alle Alfonsine, no? Alfonsine, però sento come odore, secondo me porta a prete. Vai, che si porta dietro, se non a Reggiano il locale, penso il giornale. A Reggiano il locale. Allora cambiano di casa, C'è il veicolo. a me la faccio pinguina perché è rimasta tipo spinge. Vabbè, perché Già basta. Ma lei mi dona un po'. ma penso no, mi che sembra. ormai lei pensi che io sia un libro aperto. Cioè, Non mi sembra. vabbè, tu vuoi andare a parare? No, No, io. Sì, devo andare a parare una merda. E niente, così sto una giornata un po'. Di più, questo fatto del non aver dormito, dico, va a pesare. La mattinata, come di solito accade, è andata abbastanza bene, perché ancora non la patisci, ma dalle 2 in poi, capito? Dopo una pranzo. settimana.